Ciao, sono Mad Hamster, ho cambiato nome e questo qua è l'episodio 2 della serie che ho iniziato pochi giorni fa. Allora, ero arrivato a... vabbè, non c'è scelta vista... oh no, c'è scelta invece. Tolgo lo spasimi ghiacciato, anzi no, la mina, e ci metto la nut, come si chiama? La nocciolina. Ok, eliminiamo subito questo. Ok, i soli, prendiamo i soli. In questo momento ho 2010 monete che non mi ricordo a cosa servono, però almeno ce l'ho. No, questa explode o nut, quanto rompe le scatole. Cacchiolo. Il primo zombie è qua. Vi ricordo che se non avete visto il primo episodio metto sempre il girasole in prima fila e ve lo consiglio visto che i girasoli non vanno attaccati a meno che non avete la nut e non la usate per difendere. I soli vengono ogni 7 secondi, l'ho già detto nell'episodio scorso, sempre per chi non l'avesse visto. Aspettiamo che arrivi un altro sole. Ecco, perfetto. Intanto metto uno sparasemi qua. Mi posso mettere un coso qua e siamo a posto. Adesso sono sicuro di poter difendere bene. Anche se era abbastanza sicuro già dall'inizio, visto che ancora arriva uno zombie alla volta. Ok, io scherzavo. No, non scherzavo, visto che c'è uno zombie, però quello là per me vale 2, insieme al secchio che vale di più, ancora di più secondo me il secchio. Intanto mettiamo una nocciolina qua. Nocciolina a me sembra un nocciolino, un nocciolone più che una nocciolina. Ok, arrivano le prime ondate di zombie. Mettiamo questa. Ok, sbagliato, però non ho sbagliato, bravo. No, povera nocciolina. Facciamo continuare, ma ecco, arrivano i problemi. Prima la piazza. Ok, stavo scherzando. Povera nocciolina. No, oddio, dovrò metterla. Aspetto. Ah no, aspetto. Ok, perfetto. Vediamo dove arriva il prossimo zombie. Questo qua ricordo che vale 200, quindi è veramente forte. Anzi no, questo qua la metto qua, va. Sono abbastanza in pericolo. Dai, me ne mancano 3. 3 soli. 3 soli. Ok, perfetto. Qua. Adesso posso metterla qua. Questa qui. Ricordo che la pianta carnivora era molto figa, mi piaceva molto. Ok. Mettiamo uno sparasemi. Vi volevo dire che su Brawl Stars non apriremo con Simone tutte le ricompense perché Simone è già iniziato e quindi non ho fatto in tempo a dirgli visto che si è rotto il telefono. E allora le apriremo dal livello 30 al 70 o 40 al 70. Per me è meglio dal 30 al 70, così facciamo più, abbiamo più casse e ce lo gustiamo di più, diciamo. 3, 2, 1, arriva un sole. No, sto scherzando. Ok, arriva adesso. Perfetto, mettiamo cacchiolo. No, questo qua è troppo forte. È una potenza. Là ci andavano. Ok, ho vinto. Questo è quello, mi sembra sparasemi doppio.
Fire Switch a timer, sì. Mettiamo questa, 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 questa e questa. Sì, a me sembrano le più logiche queste per adesso, Vabbè, il sole c'è sempre, il rake no. Sarebbe il rastrello, credo. Cioè, dalla figura mi sembra un rastrello. Ah, e non so a cosa servono le monete, quindi ditemelo nei commenti. Ovviamente no, questo video non farà tantissime views, però quelli che vedranno questo video almeno che dicono qualcosa. Prendiamo i due soli, cioè prendo i due soli. Beh, a parte questo, sono 75 monete. Sì, mi sono abituato su Brawl Stars ormai. Vorrei arrivare allo sparasemi doppio. Manca esattamente 0 soli. Petreffo. Cioè, figo. Cioè, sembra tipo lui adulto. Lui sembra tipo un bambino. Ammazza che... Ok, quando i soli vengono qua non li devo toccare. Abbiamo capito questo. Perché la Explode Nut è molto utile secondo me, però pure una rompescatole. Scusa, Explode Nut. Ammazza, già finito quasi il video. Sono passati molto. Vabbè, non importa. Cacchiolo. No, mi sono dimenticato qua. Aia. Sono 75, sono 50. Ok, campioncino. Ti prego, ammazzalo. Può fargli un po' di danno, però. Cacchiolo. La prima volta che fa così. A mappa. Ok, là è come se valesse 2. Io intanto metto sempre. Intanto provo ad arrivare sempre a 200, così me ne metto sempre tutti. Ok, no, io non ho già preso il vizio e devo continuare. Mettere questa maledettissima Explode. Sono riuscita a non... pensi di riuscire a non uccidermi. Cioè, pensi di riuscire a uccidermi. Uccidere le piante del giardino di Dave, ma non ce la farai mai. Una betta. Ammazza, ma quanta vita ha sto tipetto. Ok, scherzavo. Devo mettere uno spara semidoppio nell'ultima fila partendo da su, quindi quella col monopattino rosa a sinistra. Ok, perfetto ragazzi. Ecco, ora mi spunta il primo zombie da qua. No, ho sbagliato. Volevo dalla terza, cioè non volevo, pensavo dalla terza fila, visto che c'è. Ok, ci sono andato molto vicino, visto che c'è il zombie più forte per adesso, quindi mi tocca fare così. Un SMR diventa questo video. Avvicinate. Questo è il rumore del secchio che si sfacella. Ma cacchiolo. Ma cacchiolo. Ai. Questo qua è stato l'episodio più difficile, cioè il livello più difficile. Processo. Di processo. Adesso qua easy. Con il doppio sparasemi si può fare, si può fare. Devo avere almeno uno sparasemi in tutte le file. Diciamo che la seconda fila parto sempre da su.
Diciamo che nella seconda fila è come se ci fosse lo sparasemi. Lo sparasemi doppio, però caso ce lo metto io. Così tanto per averlo. Per fare il fighetto. Ecco, infatti è l'unico posto in cui non vengono zombie. Cioè, a parte quello piccoletto. Nabbo. Quello nabbo, poraccio. Ok, bene, mi piace quella postazione di tizio, del tipo. Mazza, l'ha già distrutto, wow. Non so. 200 secondo me non deve valere, però sì, ci sta che fanno valere così tanto. Ah, adesso arriva quello, le robe forti. Ce lo metto qua che là è secco, anche se c'erano due. Ah, vero? Ok, ce l'ho fatta. Meno male che c'era il doppio tipo. Ok, I have a huge zombie. Dimmi che non c'è il salterino dalle cose, ecco. Non dovevo parlare. Vabbè, chi se ne si rimedia a questo errore di aver parlato. Sì, di aver parlato. Cacchiolo. Si mette qua, si mette qua, si mette qua, si mette qua, si mette, non si mette. Già i zombie sono lenti, pensate pure con una mappa, con lo sparasemi ghiacciato. Una mappa. About to launch an all-out attack on your house. Sincerely the zombies. Sì, sincerely. No, sincerely. Sì, proprio sincerely, proprio. Come se ci volessero bene. Ok, no, non lo faccio, però lo faccio. Lo faccio nel prossimo episodio di questa bellissima serie e quindi spero che abbiate avuto una buona visione e ci vediamo al prossimo episodio di questa serie oppure al prossimo video. Arrivederci.